L'ultima take, te vuoi riprendere? Sì, sì. Ah, non capivo. È perché si deve rompermi. A chi? A chi che suonano? Ah, che vuoi? No. Era salita cattiva che sei oggi. L'hai vista? Adesso invece sono più preoccupata. È mattina, non è che potete pretendere. Questo pezzo, che si intitola Epa Baba, è dedicato a Oshala, che è l'orisha più importante, vestito di bianco, portatore di pace, e nel sincretismo sarebbe Gesù Cristo. E Epa Baba è appunto il saluto che viene fatto a Oshala. Il pezzo ovviamente, come sempre, è stato scritto da Lele Galletta, musica e testo. E come sempre il tropicalismo veneto torna fuori con il dialetto veneziano, sempre legandoci però a quello che è la nostra passione, cioè il Brasile, soprattutto Bahia e il mondo degli orisha. Cosa mi dici dopo la tua esperienza? Perfetto, siamo in piena attività. Si trova, devo difficoltà. No, se Fred da Samba ormai quest'inverno saranno impegnatissimi. Parte il progetto 2014. Robe grandi insomma. Eh sì, il prossimo anno. Ascolta che sei anche la politica del mese o. No, per il momento siamo per la politica. Siamo per che non c'è periodo. Sì, anche, però non tanto bene. Anche tanto che guardo il video. C'era la professoressa del filo, per aiutarti a passare da Oh, sei di Vagalello, sei in compagnia. Guarda che bello che sei oggi. Sei il fresco che lo mantiene bene secondo me. Dio buono, se arriva l'inverno. Bisogna fare l'altro uovo. No, però. Mi imbarazzi così. Ora e wa she baba, e wa ora e wa she. E ora e wa she baba, e ora e wa she. E baba o shalom, e baba o shalom. Vedi sempre che te lavori sempre come un can, cazzo. Vuol dire che funziona o no? Bau bau. Bau bau. Ok, aspetta che andiamo a controllarlo perché adesso sei
Sorriso per la stampa. Bello, eh? Non è malvagio, Di Claudio. A te saluti!